presento subito gli ospiti che sono qui in studio. Paolo Pizzolato di Prima il Veneto. Buonasera direttore, buonasera a tutti gli spettatori. L'autonomia, la festa di Montecchio Maggiore per la conversione in legge del DDL Calderoli. Allora Paolo Pizzolato, Prima il Veneto, rispetto a questa riforma ci sono state anche molte critiche da parte vostra, scetticismo, insomma anche dubbi anche comprensibili, insomma. Prego. Dubbi e tanta arrabbiatura. Mi dispiace di essere completamente contrario rispetto a tutto quello che ho sentito fino adesso per televisione, ma questa è una tribuna libera. Diciamo. Penso personalmente di poter esprimere il mio parere, diciamo, come partito e anche come personaggio politico e come persona veneta. Sinceramente resto stupefatto dalle facce toste che hanno certi politici di dire che questa è una legge sull'autonomia, che il Veneto dirà urrà urrà, e questa è una cosa sinceramente che potrà garantire un qualcosa di nuovo. Allora, bisogna o non aver letto la legge, chiedo scusa, o essere ignoranti o essere complici di qualcuno, perché questa, se è la legge sull'autonomia, sinceramente chiudiamo tutto e andiamo a casa. Allora, bisogna assolutamente fare in maniera di spiegare alla gente con sincerità come stanno le cose. Ci vorranno circa 24 mesi per fare in maniera che vengano assodati, che vengano messi in moto questi LEP. Prima dei 24 mesi le 9 materie che erano di competenza che le regioni potevano trattare, così come si parlava nella bozza antecedente, non potranno assolutamente essere trattate, perché vengono bloccate, e adesso vi leggo anche una cosa molto particolare, vengono bloccate fino a quando non si definirà qual è il problema dei LEP. I LEP cos'è che faranno? Da 80 a 100 miliardi, per equiparare i LEP, dovranno andare a finire tutti al sud, per cui questo è di nuovo un finanziamento al sud occulto e sinceramente si vede da lontano un chilometro, per cercare di sistemare le problematiche che ha il sud. Ancora una volta viene finanziato il sud, stanchissimo di questo finanziamento che abbiamo al sud. Non si parla più in questa legge, perché sono stati aboliti degli articoli, i famosi 9 decimi, quelli che avevamo caricato all'inizio della bozza. Io sono autonomista e indipendentista di Prima il Veneto, per cui nel 2017 io c'ero che raccoglievo le firme, ancora prima che iniziasse la Lega Nord a raccogliere le firme, che è arrivata ultima di tutti gli altri partiti. C'eravamo noi, c'era Indipendenza, i famosi 9 decimi che avevamo preso come esempio dal Trentino. I 9 decimi per portare a casa i soldini che ci servivano sono spariti completamente. Il residuo fiscale di quasi 17-18 miliardi all'anno da questa legge è sparito completamente. Anzi, è successo qualcosa di nuovo. Il 20 giugno 2024 Forza Italia, con il suo segretario regionale Flavio Tosi e con l'aiuto di Tajani, presenta 4 ordini del giorno dove dice il Parlamento ha impegnato il Governo a non avviare negoziati su atti di iniziative delle regioni, quelli che prima diceva il nostro Presidente Zaia, che diceva voglio portare a casa almeno le prime 9 materie, neppure se si tratta di quelle preintese firmate fra Veneto, Lombardia e Emilia 6 anni fa, finché non siano stati emessi decreti che fissano il LEP per ogni materia. Per cui pensate, bisognerà, per dare la possibilità anche al Veneto che poi iniziano a partire queste 9 materie, aspettare almeno questi 24 mesi, perché per il LEP ci vorranno di più. Poi altra cosa, il LEP secondo me non ci metteranno 24 mesi, ci abbiamo messo 7 anni ad aspettare una legge che era già trascritta nell'articolo 5 della Costituzione, con il quale il governo poteva già parlare direttamente con le regioni. E purtroppo questa cosa è andata avanti ed è stata approvata. Ma non solo, hanno messo in condizione il capo del governo, di decidere per ogni singola regione e per ogni singola materia di dire sì, questo si può fare e questo non si può fare. Per cui in questo momento la Meloni, ma non è la Meloni, sarà chi potrà esserci un giorno, potrà decidere se dare alla Calabria una materia, se dare al Veneto un'altra materia, oppure dire no, questo non vi aspetta. Quello che non capisce il popolo, che non capiscono i veneti, nell'ignoranza purtroppo, come ha scritto prima un cittadino attraverso il messaggio televisivo, è che non possiamo più trattare queste materie pensando di poter tenere i soldi che prima versavamo a Roma e tenerli in saccoccia a noi. Dovremo andare avanti con uno sforzo di nuovo superiore, maggiore, per finanziare di nuovo il Sud, perché questa legge è stata fatta di nuovo per il Sud, non capisco come si faccia, è una cosa vergognosa, diciamo, e
I soldi che noi dovevamo tenerci non sono stati più contemplati da questa legge, per cui altra sofferenza per i veneti, altro lavoro per i veneti, altra tassazione, perché l'articolo 11 della legge sull'autonomia parla che devono trovare le regioni le risorse per potersi finanziare da questo punto di vista. Per cui secondo me ci vuole faccia tosta, è vergognosa come è stata fatta e sinceramente i comunisti che sprecano tempo protestando stanno sprecando tempo per parlare di acqua sporca, ma cos'è che stanno facendo? Vanno aizzando il popolo del sud contro l'autonomia perché questi qui portano ancora più voti, ma la gente non ha capito nulla perché siamo in un paese che vive di ignoranza politica. Abbiamo parlato della rapina a Roberto Baggio nella villa di Altavilla Vicentina. Chiedo anche a Paolo Pizzolato, cioè la percezione, si dice sempre la percezione della mancanza di sicurezza, poi però è suffragata da fatti, no? Qui a Montebelluna ieri notte hanno svaligiato 15 abitazioni in una notte, cioè sono passati da un giardino all'altro e da una casa all'altra, con o senza proprietario all'interno, cioè è un continuo. Pizzolato, come la mettiamo? Quando si lavori in banca come me, Sì. Sei preparato anche al momento dell'assunzione perché vieni seguito, vieni addestrato, hai psicologi che ti seguono relativamente a quello che può essere una rapina che può succedere. La banca, oltretutto fino a pochi anni fa, era l'ammortizzatore rispetto a quello che succede adesso all'interno delle abitazioni. Nella banca sapevi che se subivi una rapina potevi anche chiedere eventualmente, se rimanevi scioccato, il cambio di mansione, potevi andare da un'altra parte. Io ne ho subito 9 rapine nel corso della mia vita lavorativa, qualcuna di decente, chiamiamolo così, qualcuna di molto brutta, dove sono stato anche portato via in auto e lasciato dopo un 500 metri dai rapinatori che mi avevano preso, diciamo, come ostaggio. Stessa cosa è capitato con mio collega. Però nel momento esatto in cui tu lavori all'interno della banca, lavori lo sportello, sai che quella cosa può accadere, c'è poi quello che ha i nervi saldi, quello che cede, eccetera, eccetera. Cosa succede da un po' di anni a questa parte? Con i sistemi di sicurezza che abbiamo avuto all'interno della banca, i ladri hanno dovuto spostarsi, il bancomat non salta più, è pericolosissimo, eccetera, eccetera. Le rapine in banca non possono più avvenire, hai le cassaforti a tempo, per cui è difficile che riescano a portarti via qualcosa. Sono passati ai sistemi di portavalori, dove ogni tanto si vede qualche esplosione, qualche rapina bruttissima, per cui anche lì bisogna stare attentissimi. Però nelle abitazioni, logicamente, la cosa è aumentata. Diceva anche il maresciallo dei carabinieri, con il quale parliamo solitamente, che sono aumentati notevolmente i furti, però tanta gente certe volte preferisce addirittura non denunciare queste cose, sapendo che in Italia purtroppo c'è la problematica del rischio che queste persone vengano, anche quando vengono prese, non paghino, non vengono. Qual è il problema? Il problema è che in Italia non puoi difenderti, per cui all'interno dell'abitazione, anche se hai il porto d'armi, devi stare attento perché se ammazzi qualcuno hai 2 tipologie di intervento. O ti viene a ritrovare la famiglia di quello che è stato ammazzato e lì sono cavoli amari se poi succede qualcosa, oppure c'è la giustizia che dice che hai avuto un eccesso di legittima difesa e paghi di più di quello che è venuto in casa tua a rubare. C'è il problema anche psicologico che nel momento esatto in cui tu decidi di non difenderti dentro l'abitazione, sai che puoi essere soggetto allarme o non allarme, finestre aperte durante il periodo estivo, finestre chiuse durante il periodo invernale, ti aspettano fuori, a queste rapine che solitamente sono fatte come quelle che è successo a Baggio, da piemontesi, da gente che vive a Bolzano. Sto facendo un po' di humor perché si sa che questi set erano personaggi che provenivano dall'est in base alle lingue. Noi abbiamo avuto un periodo che è stato caratterizzato da alcuni interventi. Abbiamo avuto diversi anni fa il primo flusso degli albanesi che si occupava delle rapine, con i rumeni è arrivata la prostituzione, poi si è livellato completamente, è arrivata il boom della clandestinità degli uomini di colore che vengono in Italia, che spacciano droga, e si è calmato un po' quello che è il discorso delle rapine. Ma se noi non riusciamo a dare alla gente un minimo di sicurezza, e parlo di integrazioni di forze armate, che non avviene mai perché restano sempre gli stessi identici numeri, sempre gli stessi identici personaggi, la possibilità alla persona di potersi difendere, non dico come succede in America, però di avere almeno a casa un'arma e poter dire dentro casa mia tu non ci vieni assolutamente, e questa cosa non avviene perché sappiamo perfettamente che la magistratura solitamente è molto invasiva da questo punto di vista, per cui colpisce te e non colpisci il ladro. Sinceramente in questo paese
Paese siamo un po' traballanti da questo punto di vista. Se il governo in questo momento non ci mette le mani, non ci metterà più le mani nessun altro, per cui è una cosa che lascia molto a desiderare questa cosa.